Euroregione News. Crisi Copca. Anche il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti ha firmato una petizione che sarà un sofisma da presentare al prefetto. Incontrato insieme alla responsabile del punto vendita di Codroipo, Claudia Pittioni, che vede se stessa e 18 dipendenti prodigarsi con tutti i mezzi in loro possesso per scongiurare il licenziamento, alla quale ho chiesto cosa volete ottenere. Che non chiuda questo punto vendita. Questo punto vendita è storico e ha un bacino di utenza molto vasto che può comprendere tutto il territorio qua di Codroipo Est, poi c'è Zompicchia, Rivolto, Lonca, Bertiolo, Passariano, tutti i paesi limitrofi possono servirsi di questo supermercato. È partita una raccolta di firme, mi pare che il primo giorno sia andata molto bene perché sono state oltre 500 le firme che sono state raccolte nella prima giornata, pensate un po', senza grandi annunci né sulla stampa né da nessuna parte, perché la gente di Codroipo, la gente del Medio Friuli vuole bene alla Copca perché la ritiene ormai un'istituzione, fa parte del panorama urbano, fa parte un po' della storia recente di Codroipo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.